Allora, signori e signori, benvenuti al salotto. Facciamo un applauso sporadico, così, perché per gli artisti che avremo qui questa sera, che insomma sarà veramente, è un programma veramente, come dire, variegato, particolare, che vi andremo a presentare. Verrà a trovarci tra poco un artista, diciamo, che arriva dal milanese, che sta facendo un videoclip, sta producendo le sue cose, che si chiama Rai, proprio come l'emittente, diciamo, di Stato. E invece abbiamo praticamente già questa esplosione di colori, vedete anche delle quinte dietro molto particolari, un progetto insomma, che sicuramente mescola il teatro e altre arti. Signori e signori, un applauso fortissimo per Chiara Rosenthal. Oh, Chiara, no, al microfono, Chiara, al microfono, se no poi non lo facciamo. Vai al microfono. Va bene, ho anche un altro nome d'arte che è questo qui. Gianduiotta, un nome d'arte che diciamo, a te Gianduiotta piace un po' più esotico, perché adesso sentiremo insomma delle sonorità invece reggae e quant'altro che ci farei sentire questa sera. Tra l'altro hai portato fior di musicisti, adesso magari un po' alla volta li presenteremo tutti. Ce n'è anche uno piccolissimo che si chiama Matteo, lo conosco ormai, suona l'armonica, però io farò anche un po' il DJ questa sera, perché so che in questa situazione, diciamo, da jam session vi mancava un DJ e a questo punto lo faccio io. E così diventa proprio una cosa vissuta completamente. Io però prima di partire devo assolutamente ringraziare chiaramente il Lab, ringraziare Radio Reporter Torino 999 che ci manderà poi in onda, insomma, degli estratti e quant'altro, e ricordarvi che siamo in streaming, quindi ci stanno guardando in tutto il mondo. Non so se devi salutare qualcuno da qualche parte lontano. Ciao mamma. Per esempio. Senti che la mamma stasera più non vuole venire, la salutiamo, scusa. E chissà quanti altri, diciamo, amici magari ci possono seguire per il mondo. Allora, se ho capito bene, è tutto un progetto, come dire, aperto, in fase di Tutto definizione. nasce da questo individuo che è il consuocero di Gianduia. Sai come si chiama? No. Carrub. Dalla Carruba. Carruba era lo zucchero, il cacao dei poveri. Veniva dal mondo arabo. E l'abbiamo diciamo, acquisito grazie alla Sicilia, che poi è arrivato fino a Torino, e lui si è incrociato con Gianduia. Sì, perché sua figlia, lui ha una moglie che si chiama Karima, generosa in arabo, come Giacometta, che hanno una figlia che si chiama Guaradi, per gli amici Giosetta. Guaradi si fa zita, si fidanza con Giovannino, il figlio di Gianduia e Giacometta, e nasce Gianduiotto. Adesso sembrerebbero delle cose di famiglia, invece questa è l'epica di Gianduiotta, di questa situazione mitica che adesso noi andremo subito, come dire, a scoprire anche attraverso un brano che abbiamo un titolo per questo brano, perché io lo faccio per il primo. Sì, il primo ha un titolo e si intitola Africa, però scritto A, Free, Libera, K. Posso presentare i musicisti? Ma certo, aspetta, però tu mi hai fatto partire adesso, va bene. Scusa. Pure, Sì. Anche perché sono come dire, dei bei rappresentanti di questo grande continente, l'Africa. E allora vi presento Jonas Conan al basso dalla Costa d'Avorio, poi abbiamo Abdullah Cissé dal Senegal, e poi abbiamo un Gianduiotto. Lui è un vero Gianduiotto, nel senso che è nato a Torino, si chiama Mattia Ricchetti, ma suo papà è della Costa d'Avorio. Lui è un vero Gianduiotto, Doc. Veramente, allora siamo pronti per questa world music, però al sapore di Gianduiotto. Signori e signori, ce l'abbiamo qui e cominciamo con questa che si chiama Africa. Africa, non è un caso tutto ciò che ci capita. Africa, non è un caso tutto ciò che ci capita. Che
abbiamo sfruttata, amata, violentata, ora basta il tempo della tua rinascita. Per ogni bambino annegato non abbiamo ancora pagato. Il nostro debito non si è ancora estinto, il tuo sangue scorre anche nelle nostre vene. Quante pene ti abbiamo inflitto, un relitto in fondo al mare. Quanti corpi dobbiamo ancora vedere, naufragare, annegare in questo mare Mediterraneo, mare nostro, mare vostro, il mare di tutti. C'è sempre posto per un'anima afflitta che cerca riparo. Apriamo i porti, evitiamo altri morti, liberiamo la gente. Spezziamo le catene della schiavitù, valorizziamo le virtù di ogni tribù. Un mondo unito non è ancora esistito. Africa, Africa, non è un caso tutto ciò che ci capita. Africa, Africa, non è un caso tutto ciò che ci capita. Non può impedire ad un uomo di salvarsi, di combattere per la sua sopravvivenza. Abbiamo tutti una sola esistenza. Ad un animale di riprodursi, ad un fiore di sbocciare, ad una donna di amare. È inutile che cerchi di imitare la natura, non la puoi contaminare e nemmeno eguagliare. Tutto ciò che è artificiale, sempre falso e superficiale, non ha nulla di speciale, è solo una brutta copia di ciò che è naturale. Africa, Africa, non è un caso tutto ciò che ci capita. Non puoi impedire ad un uccello di volare, non puoi chiedere al vento di girare, non puoi spegnere un vulcano o fermare un terremoto. Maremoto, siamo tutti in moto verso l'autodistruzione. Se non troviamo presto una soluzione all'inquinamento globale, seguirà lo spavento generale. Uniamo il mondo senza confini, tanti destini, una sola terra, nostra madre, mai più in guerra. Africa, Africa, non è un caso tutto ciò che ci capita. Africa, Africa, questo è un brano. Grazie. Di Chiara Rosenthal, a.k.a. Gian Duiot. Abbiamo raccontato l'epica, diciamo, di questo personaggio, se posso dire a questo punto, perché visto che è un'epica è un personaggio. È proprio nel mio immaginario, e spero che passi, vorrebbe un po' essere l'erede di Gianduia, cioè il suo pronipote mulatto. Quindi una nuova maschera della commedia dell'arte, che è quella che rappresenta le nostre radici, che stiamo dimenticando. Un po' tutti i popoli stanno dimenticando le proprie radici, e questo è il rischio della globalizzazione. Ma noi dobbiamo fare in modo che invece ogni popolo riscopra le proprie radici, le valorizzi e le metta in contatto con le altre. E da qui nasce Gianduiotto, come tanti altri progetti. Allora, Gian Duiotto, se non sbaglio, hai avuto anche, come dire, una situazione un po' alla moda, perché sei andato a fare band camp lì a X Factor, come le selezioni, vero? Ai. Ho messo subito il dito nella piaga. Un pochettino sì, no, perché lì, nel senso che lì ci sono andata per promuovere il mio progetto, Gian Duiotto, e poi invece mi hanno un pochettino censurato e mi hanno detto vabbè dai, fai Rino Gaetano, e vabbè lo faccio, però me lo riscrivo, nel senso che l'ho voluto contestualizzare, no? Cioè, per carità, Rino è un evergreen, tutto quello che dice vale ancora oggi, però io invece che magari parlare di milioni parlo di bitcoin, invece che parlare di baracca parlavo di barconi. Ma chiaro, ma io penso che Rino non gli è piaciuto manco questo. D'accordo Rino su questa cosa qua. Secondo me anche. Hai fatto una cosa proprio la Rino Gaetano. Cioè, io cominciavo, chi prende un barcone, chi lo accoglie un sudario. No, barcone non lo puoi dire. Non lo puoi dire. Qui baracca, va bene, baracca. Barcone non si può prendere, non si può dire. Questa è una cosa che uno scoop che noi stiamo prendendo qua alla fine. Quindi tu hai subito la censura di X Factor. Sì. E ti hanno poi preso in giro. Sì, poi scafista, non me l'hanno fatto dire pure, perché c'era la frase dopo, diceva chi fa lo scafista? Che ha scarsato. No, scafista no, stagista. Avresti tirato fuori un putiferio. A quel punto, poi c'era pure Salvini in quel periodo. Poi i diritti di quella canzone fatta in quel modo lì, che sembra quella canzone ma non è quella canzone, veniva fuori un putiferio. Cioè tu praticamente puoi fare le vignette quello che vuoi, ma non ti puoi permettere di cantare male la canzone. Questa è, come dire, la modernità. E tu giustamente la stai anche raccontando in questo modo straordinario. Ma io ho già pronto un'altra base che non so come si chiama, so che è una base che ha una
roba tipo Rhythm. Non so neanche io cosa c'è. È proprio la 5. Era 5. Come si intitola la base? C'è scritto Horse Serie Rhythm. Non lo so neanche io, adesso vediamo. Facciamo partire, vediamo che del resto forse signore e signori, una Jam Session con... potrebbe essere anonimo, ma non ci più. Vabbè, vediamo. Però questa è una Jam Session con Gianlu Iota. È anonimo. È anonimo. Anonimo. Omonimo. Sarcastico, cinico e un po' diabolico. In questo mondo fobico, scolastico, ieratico, statico. A me piace l'allegria di chi sa stare in compagnia con gli amici e chi che sia, non importa chi tu sia, l'importante è che tu stia bene anche con me e che tu ti senta un po' a casa anche se sei lontano dalla tua. Anonimo, omonimo, sarcastico, cinico e un po' diabolico in questo mondo fobico, scolastico, ieratico, statico. Apri la porta, accogli un ospite e vedrai, non te ne pentirai. Si dice chi più dà, più riceverà, ma tu non farlo per avere qualcosa in cambio, fallo solo perché se un giorno toccasse a te sarebbe bello trovare un fratello che ti apre il cancello e ti fa entrare a curiosare nella sua vita, che anche che non lo sai quando te ne andrai gliela avrai soltanto arricchita. Si dice chi trova un amico trova un tesoro, chi ha paura dello straniero non è poi così sincero con se stesso, perché non ha ammesso che siamo solo tutti di passaggio in questo breve viaggio. Anonimo, omonimo, sarcastico, cinico e un po' diabolico in questo mondo fobico, scolastico, ieratico, statico. Apri la porta, prendi il giubbotto con l'aprino, scappa, chiudi la porta, è fatta, siamo fuori. Anonimo, omonimo, sarcastico, cinico e un po' diabolico in questo mondo fobico, scolastico, ieratico, statico. A me piace l'allegria di chi sa stare in compagnia con gli amici e chi che sia, l'importante è che tu stia bene anche con me e che tu ti senta un po' a casa anche se sei lontano dalla tua. Anonimo, omonimo, sarcastico, cinico e un po' diabolico in questo mondo fobico, scolastico, ieratico, statico. Anonimo, Gianlu Iota, anonimo. Sono contento di rendere giustizia anche a questa cosa che ti hanno fatto al mail camp, anche perché adesso è più chiaro, perché tu hai dovuto improvvisare praticamente una situazione che non era quella che avevi preparato, e invece la Jam Session ti piace, però uno deve stare un attimo. Sì, devo dire che l'improvvisazione diciamo, è l'anima del teatro. Siamo figli della commedia dell'arte e tutti i Pulcinella devono sapere improvvisare. No, ma però ci vuole anche un ambiente, direi che consono qua, sì. Credo che stasera tutti possa trovare più a mio agio finalmente. Rendiamo giustizia a questa commistione che tu metti insieme, perché io ho sentito anche, come dire, un reppato alla Pino d'Angio e poi fai queste cose un po' reggae, insomma è un genere particolare, chissà che non venga fuori veramente qualcosa di mai sentito prima. E del resto anche l'ensemble che ci proponi è veramente particolare, tipico, perché avete la possibilità di fare tutte sonorità
molto diciamo variegate. Ma torniamo qui a Torino, perché mi sa che la prossima canzone è una canzone che parla della mole. La mole, non possiamo parlare della mole, però come la facciamo? Si intitola La mole molleggia, ma vi spiego perché. Perché a Torino, bella rigida, sabauda, grigia, dritta, lunga. Quando sono arrivati gli africani, sti negri, guarda che belli. Cioè, capito? Io ne ho subito scelto uno e ci ho fatto un bel gianduiotto. Fate come me, vi piacerà. Detto ciò, questa Torino sabauda si sta ammorbidendo. Il faut de la souplesse, madame et messieurs. Il faut de la souplesse dans la vie. Et alors, il faut voyager avec le corps et avec l'âme. Bisogna viaggiare col corpo e con l'anima e mettere la molla alla mole antonelliana e cominciare a essere più morbidi, più africani nel corazon. Torino sono nato, Gianduiotto mi han chiamato, già mulatto mi ha creato. Per distinguermi dal cioccolato, un accento in più mi sono dato. Che un cappello è diventato a forma di mole disegnato. Una mole con le molle, la mole molleggia, l'amore aleggia, dove alloggia la speranza per un po' di uguaglianza. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sotto il mio copricapo a forma di mole è in atto un guacamole. Tanti pensieri mi frullano in testa, ricoperti da una foresta di riccioli piccoli come truccioli. Allora io ritorno alla natura, che è sempre una cura. Mentre zappo in fumo se ne vanno e le zolle pace mi danno. Senza più affanno ma con fervore medito e prego per un domani migliore che sia fatto solo di pace e di amore. Una mole con le molle, la mole molleggia, l'amore aleggia, dove alloggia la speranza per un po' di uguaglianza. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Io sono Gianduiotto e sempre felice sto sulle rive del Po. C'è sempre un po' di posto per un amico in più se si siede qua giù insieme a noi, che della città siamo i nuovi eroi. Io sono mulatto, per questo mi batto e ci vado matto. Per tutte le culture, dai monti alle pianure. Dal Piemonte alla Sicilia, una sola famiglia. Da Torino a Dakar è nata una star. Si chiama Gianduiotto e risiede a Lingotto. Una mole con le molle, la mole molleggia, l'amore aleggia, dove alloggia la speranza per un po' di uguaglianza. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Una mole con le molle, la mole molleggia, l'amore aleggia, dove alloggia la speranza per un po' di uguaglianza. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Questa è una hit, ragazzi, questa è una hit, no? 2 o 3 cose in più, ma come dire, un pezzo diciamo che
effettivamente dice la sua. Allora, noi siamo arrivati praticamente alla fine, l'ultimo brano di questa tua esibizione. È stato, come dire, è un piacere aver scoperto anche queste due. Adesso tu, diciamo, cosa, ci sono altri appuntamenti, stai registrando, come possiamo perseguirti? Ho tanti di quei progetti che non so se riuscirò a realizzarne uno, ma sì, mi piacerebbe fare un album, mi piacerebbe fare un cortometraggio, mi piacerebbe fare un cartone animato, un videogioco per i bambini, magari che gli insegnino non a sparare, ad ammazzare, a odiare, ma ad amare, a condividere, a coltivare, a seminare. Per quello c'è Minecraft. Sì, però sì, è vero, c'è già Minecraft. No, ma sono assolutamente d'accordo. Lì devi cominciare, per guarda, direi che l'album ormai praticamente sì, ormai è fatto. E ci siamo, dai. Allora, senti, l'ultimo brano come si intitola? Io ho visto qui che c'è un reggae. Questo è un dub. Sì. Aspetta che c'è il bassista che se ne voleva già andare, invece no, aspetta, c'è ancora un pezzo, no perché, aspetta, qua noi siamo una band di quelle proprio rodate, ci chiamiamo aspetta un attimo. No, ma intanto, noi prendo tempo, ci chiamiamo gli Evergreen per varie ragioni, una la potete immaginare perché ci piace il verde in tutte le sue manifestazioni. Poi perché diciamo siamo un po' attempati, soprattutto io, forse qualcun altro che stasera non si è ancora voluto presentare, perché noi ne abbiamo anche dei musicisti nascosti che stasera non si possono presentare, perché ogni tanto succede, spunta fuori qualcuno, ne spunta qualcuno, sì, come gli gira. E poi perché appunto Evergreen siamo sempre un po' alle prime armi, nonostante l'età è sempre un inizio, siamo sempre in rodaggio. Sempre in rodaggio, hai detto bene, sempre in rodaggio. Sempre in rodaggio. E allora vediamo anche di rodare quest'ultima canzone che possiamo... Sì, ha un titolo. Ha un titolo, giuro. Veramente? Sì. Come si intitola? Abbi dubbi. Come sapessi. Abbi dubbi, signore e signori, Jadu Yota. Dab dubbi dubbi dab dubbi dubbi dab dubbi dubbi dab dubbi dubbi abbi dubbi dubbi abbi dubbi dubbi abbi dubbi 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 abbi dubbi dubbi abbi dubbi dubbi abbi dubbi dubbi abbi dubbi dubbi. Non prenderti mai troppo sul serio, metti tutto sempre in discussione. Non fidarti di una sola opinione, non fare sempre il copione, non accontentarti di un piatto di minestra quando puoi avere un minestrone. Ascolta la radio, spegni il televisore, fa troppo rumore, accendi il motore del tuo cuore, alza le antenne della tua sensibilità per sviluppare le tue capacità, metti in moto la creatività, non farti prendere in giro dalla propaganda, se l'ascolti rimarrai presto solo in mutanda, altro che internet, ci vuole telepatia, empatia, ovunque mi sento a casa mia, la rete ci impiglia, imbriglia, imbroglia, sciogli i nodi della tua vita, lascia che ti scorra tra le dita, fluidamente, senza opporre resistenza, con la mente. Abbi dubbi dubbi dab, dubbi dubbi dab, dubbi dubbi dab, dubbi dubbi, abbi dubbi dubbi dab, dubbi dubbi dab, dubbi dubbi dab, dubbi dubbi, abbi dubbi dubbi abbi dubbi, abbi dubbi dubbi abbi dubbi dubbi. Specchio riflesso, ci vuole rispetto per un vecchio maestro Dan. Dab dubbi dubbi dab, dubbi dubbi dab, dubbi dubbi dab, dubbi dubbi dab, dubbi dab, dubbi dubbi dab, dubbi dubbi dab, dubbi dubbi. Ma credi?
Grazie a tutti, grazie soprattutto Mao dell'invito, davvero un onore, perché per me prima dell'artista c'è l'essere umano e allora apprezzo quando incontro una bella persona come te. Grazie a tutti, grazie al pubblico, grazie agli amici, ai parenti, grazie ai musicisti, grazie Mattia, ragazzi. Abdul, Jonas. Thank you very much, merci. Adesso faremo un breve cambio palco e tra poco ci sarà qui Rai. A proprio.